Dottor Venusti, funzionario di Laore, ci farà un quadro sulla storia dell'allevamento. Non tanto sulla storia dell'allevamento quanto sull'aspetto della trasformazione. Mi sono puntato praticamente due cose, due parole che a volte praticamente è importante tenere a mente. Almeno io negli ultimi anni mi sono occupato di assistenza tecnica del comparto caseario e di attività di valorizzazione. Quindi praticamente valorizzazione e consapevolezza, secondo me, sono due termini che a me praticamente i ragazzi oramai staranno già con i gomiti sul tavolo a casa, va bene. Ecco, queste due parole sono importanti per il nostro settore. Io mi occupo soprattutto della parte casearia, dove cerchiamo praticamente di lavorare praticamente progetti di sviluppo, di collaborazione insieme ad Agris, insieme alle università, insieme alle aziende e anche praticamente in progetti di valorizzazione come un ultimo che abbiamo praticamente sull'attività promozionale, dove praticamente presenteremo le 3 DOP. Anche questo praticamente un aspetto. Presenteremo le 3 DOP casearie, romano, pecorino sardo, fiore sardo al mondo della ristorazione. Questo è un altro di quegli aspetti praticamente che bisogna tenere bene a mente. Ho sentito praticamente parlare nuovamente di carrello dei formaggi, di formaggi nel mondo della ristorazione, nei menù. Forse praticamente anche ultimamente il ministro Lollobrigida praticamente ha fatto questo accenno qua. E noi in Sardegna questo aspetto, intanto ce lo possiamo dire bene o male, frequentiamo tutti il mondo della ristorazione anche sarda, non è che ce l'abbiamo molto a fuoco, non ce l'abbiamo molto a fuoco. Quindi qua va avanti, non va avanti, vado avanti con questo. Ok, qua consapevolezza, qua faccio ma proprio un volo d'uccello su alcune alcune cose che sono successe in Sardegna e che legano la storia. Ecco la slide praticamente successiva che c'è. No, non lo so. Ah, non lo so neanch'io. Che legano praticamente la storia della trasformazione casearia alle dominazioni che abbiamo subito e agli aspetti storici. Questa praticamente slide sull'epoca romana ci serve praticamente per capire che il pecorino romano era stato inventato a Roma, era nella dieta dei legionari romani. Quindi questo è praticamente un passaggio importante, perché molti, a volte ci scordiamo quando praticamente tutto è successo. E perché il pecorino romano si chiama romano, però lo facciamo in Sardegna. L'epoca dei giudicati, qua praticamente quando nell'anno 1000, quando già praticamente iniziamo le produzioni di parmigiano reggiano, di formaggi tipo grana, noi esportavamo formaggi come se fossero già delle piccole denominazioni d'origine, perché si parlava di formaggio di Torres, si parlava di formaggio di Cagliari, formaggio di Gallura, quindi i singoli giudicati esportavano formaggi. Dopodiché sono arrivati gli spagnoli, dal 1300 al 1700. Questa praticamente è la torre di Frigiano, questa è la torre di Castelsardo, e gli spagnoli, per loro praticamente andava tutto bene, perché tutto sommato dai dazi che si pagavano veniva finanziata la Reale Amministrazione delle Torri nel 1500, che aveva ristrutturato, costruito e armato le torri costiere della Sardegna, perché avevano una paura folle delle invasioni dal mare. Quindi qua questo è il percorso per cui il formaggio è sempre stato, diciamo così, importante nella nostra storia. Vedete qua nel 600 la Sardegna praticamente aveva già 1 milione di capi, di cui metà ovini, in possesso di nobiltà e clero, perché queste cose poi alla fine si ripetono. Alla fine praticamente per sfortuna degli Savoia veniamo affidati a loro.
nella guerra di secessione spagnola, praticamente prima di Savoia si erano messi da parte giusta, poi hanno aiutato gli spagnoli, quindi prima avevano la Sicilia, è stata tolta la Sicilia, gli è stata data per loro sfortuna la Sardegna, tutta crasti e fichi d'India. Però c'era un fatto, c'era praticamente molta esportazione e il formaggio, grano, formaggi, sale, e il formaggio praticamente veniva esportato e quindi sino a 132.000 lire anno di dazi si pagavano. E quindi noi nella Sardegna abbiamo visto bene di favorire il contrabbando fra la Sardegna e la Corsica. E i formaggi che si producevano erano praticamente formaggi in salamoia, il delicato, l'affumicato, alcuni praticamente anche magari non eccezionali come il formaggio rottame, che veniva esportato da Castelsardo. Ecco un'influenza che noi abbiamo avuto è normalmente il Nord Sardegna aveva come mercato di riferimento Genova, Sud Sardegna, all'epoca già dei giudicati Pisa, quindi praticamente come le repubbliche. Una cosa interessante che magari bisogna far vedere ai ragazzi, che tutte queste cose qui si trovano negli archivi comunali, che anni fa sono stati ristrutturati, messi in piedi e quindi si possono trovare tutte le notizie relative a ciascun paese dentro gli archivi comunali. Nel mio caso, perché ho avuto la fortuna anche di lavorare all'archivio, o meglio, frugare nell'archivio comunale del comune di Castelsardo, dove c'erano anche dei documenti spagnoli. Quindi la consapevolezza, la conoscenza di quello che noi siamo è un fatto praticamente importante, almeno io reputo così. I Savoia mandavano praticamente un po' di gente in giro a capire com'era la situazione, quindi Gemelli, Casalis, quindi descrivevano praticamente la realtà sarda nei loro scritti e quindi da qui si capiva già che noi avevamo praticamente un ruolo importante nella produzione casearia. Ci sono state praticamente le scuole agrarie che hanno praticamente fatto le conferenze ambulanti di caseificio, quello che poi noi adesso un po' riprendiamo con l'attività di formazione in agricoltura. C'erano le conferenze ambulanti di caseificio, Sassari ne ha fatto, alla fine dell'Ottocento ne ha fatto diverse e c'erano già delle realtà interessanti. Alla fine praticamente arriva il romano in Sardegna. Questo praticamente ha cambiato diciamo così, la storia casearia per la nostra regione. Il romano arriva in Sardegna alla fine dell'Ottocento per una serie di motivi, probabilmente perché avevamo molte pecore, probabilmente perché il prezzo del latte era talmente basso che quindi gli imprenditori, in particolar modo laziali, hanno visto bene di venire in Sardegna a fare romano. E si faceva romano in campagna, quindi praticamente nei cosiddetti caselli. Questo qui è un argano in legno che regge un paiolo da 400 litri e questo qui l'ho trovato così in piedi in un garage di Martis. Ci fosse stato l'assessore avremmo fatto praticamente un colpaccio, il dottor Onorato. Questo praticamente è ancora in piedi in un garage di Martis e mi hanno detto praticamente ne avevamo un altro, abbiamo messo in piazza a Martis e l'hanno distrutto i vandali. No. Sì. Quindi quindi si faceva. No, questa è una casa praticamente. Perché il romano all'epoca si faceva praticamente o in paese oppure si faceva in campagna, bisognava radunare il latte e fare il romano. Dopodiché normalmente le cantine di Salagione erano, diciamo così, Macomer, Sassari verso Porto Torres, c'erano le cantine di Salagione del romano, bisognava essere vicini ai porti, bisognava essere vicino alle stazioni, bisognava essere vicino ai binari. Il romano doveva andare via. Esatto, cioè la famiglia. E dov'è? Alla stazione vicino a 150 metri dal centro intermodale. Ah. Però è un po' pericolosa, però è sempre dei miei parenti. Da questo punto di vista è importante, e noi non siamo stati in grado di farlo secondo me,
un po' di recuperare situazioni di archeologia industriale, penso a Macomer. Macomer a un certo punto era il più grosso centro di produzione di formaggio. Questo perché è uno scritto della Società Romana per il Formaggio Pecorino che comunicava al sindaco di Nulvi che facevano un pecorino romano in paese in un determinato caseggiato, il romano che era in porzioni, in pezze da 10 kg circa, non le 25-30. Questo è del 1928. Praticamente comunicavano al sindaco: siamo lì a fare romano, con un certo numero di persone, lavoriamo la mattina, lavoriamo la sera. Tutte queste notizie ci sono negli archivi comunali. Infatti io quando parlo nei territori, i territori devono intanto frugare nei propri archivi. L'esportazione di formaggi valeva circa 140 milioni di euro attuali e stiamo parlando dei primi del Novecento. La prima cooperativa, la Lacesa, i fratelli Pinna hanno capito il gioco degli industriali continentali, l'hanno capito nel 1928 e sono decollati. Una cosa perché è interessante da ricordare, perché a volte si dimentica, e questo ritorna, è un po' la storia che ritorna, no? Conflitto, mondo industriale, mondo delle cooperative. Negli anni 20 Paolo Pili, un personaggio di Seneghe se non erro, Paolo Pili, un personaggio di Seneghe, legato praticamente al partito Sardo d'Azione, al partito fascista, e quindi praticamente un po' era lì, negli anni 20 creò la FEDELAC, che era la Federazione delle Latterie Sociali e Cooperative della Sardegna. Aveva messo insieme una cinquantina di cooperative in tutta la Sardegna e voleva fare la guerra agli industriali esportando il formaggio in America. Ho scritto qua in basso una cosa che vi leggo velocemente. Il 17 marzo del 1926 incontra Mussolini e Mussolini gli dà le credenziali per entrare nel porto di New York. Bene, guarda, vai lì e rivolgiti a questo. L'esperienza di Paolo Pili e della FEDELAC durò 6 anni. A un certo punto perché ha infastidito talmente tanto la situazione che Mussolini non gli rispondeva neanche più via WhatsApp, niente, l'aveva bannato, non gli rispondeva al telefono, no, non se lo cagava più, assolutamente, 6 anni. Perché? Perché lì, chiaramente perché le forze diciamo così produttive avevano creato una situazione per cui a un certo punto gli hanno detto no vabbè basta, fregatene. Caseifici in Sardegna nel 1936 erano 718, gli impiegati 3.000. Macomer era il più grosso centro, 50.000 quintali di formaggio, dava lavoro a oltre 350 persone. Questo è un altro di quei documenti. Ho paura di chiederti come Sì. siamo adesso. Adesso abbiamo visto praticamente le immagini, ma guarda, intorno praticamente agli anni, come vi dicevo prima, la FEDELAC ha radunato una cinquantina di latterie sociali, però immaginiamo, chiaramente non pensiamo il mondo adesso, ho visto nel filmato Arborea, quindi Arborea praticamente Prolate Etfas, questa è praticamente la bottiglia, inizialmente è nata per l'attività dell'Etfas, quindi nel 1956 siamo già in epoca repubblicana, 1996 le nostre 3 DOP. Questa è la situazione che io ho voluto praticamente ricapitolare, no? Abbiamo una situazione come questa a sinistra del produttore di fiore sardo e abbiamo praticamente una situazione centrale, una bellissima cantina di Nulvi, di Romano, e la 3A. Non ne abbiamo più 3 milioni di pecore, di capiovini, ne abbiamo 2 milioni e mezzo. Questo praticamente è un dato dell'ottobre del 23, quindi sulla BDN. Quindi abbiamo 2 milioni e mezzo di capiovini, circa 234.000 capi caprini e bovini da latte 42.000. Tutti e 3 sono in regressione. In regresso. Beh sì, un po' sì. Costante. Per questo perché no, questi ultimi anni. C'è un fatto perché qua invece le produzioni. Questo perché è un'altra di quelle cose importanti. Qua il romano siamo intorno a 36.000 tonnellate, pecorino sardo 1.700, fiore sardo ahimè soltanto 339.
Questi dati praticamente sono i dati dell'FCQ, quindi dell'organismo di controllo delle 3 DOP. Si vocifera che in Romano arrivi a 40.000 tonnellate. Più tanto il mercato tira, più tanto le nostre aziende fanno Romano. Per poi avere praticamente un'oscillazione, per cui abbiamo un'oscillazione della produzione, un'oscillazione del prezzo, e quindi andrà giù, avremo questa cosa qua di nuovo. Questo è 2019, latte nelle strade, e ho voluto chiudo con questa perché anche prospettiva, conoscere il settore. Questa è una cosa che ci diciamo sempre, dobbiamo conoscere il settore, se no non riusciamo a programmare. Ecco, le dichiarazioni obbligatorie del settore latte è un decreto ministeriale del 2021 che noi abbiamo iniziato, la giunta ha passato all'agenzia nel 2022, 7 aprile, e quindi abbiamo le dichiarazioni obbligatorie del settore latte, che in sostanza vuol dire che le aziende vengono riconosciute, primi acquirenti piuttosto che fabbricanti, piuttosto che piccoli produttori. Questi sono i numeri attuali, cioè quelli che hanno chiesto il riconoscimento, e da qui iniziano ad esserci i numeri, perché le aziende sono obbligate a caricare i numeri e purtroppo se a noi non ci obbligano, le cose non le facciamo, non riusciamo a capirle. Qui c'è l'obbligo, perché ci sono sanzioni, quindi c'è l'obbligo. Cioè, probabilmente è un problema che noi abbiamo come sardi, no? Mentre perché in alcune nazioni non hanno problemi a dire bene, vado bene, la mia attività è bene, noi invece dobbiamo sempre nascondere tutto. Probabilmente un amico mi diceva, probabilmente è un retaggio della nostra formazione troppo cristiana. Tutto nel confessionale, non dire niente, non fare niente, quindi nascondere. Invece è quando noi diciamo non abbiamo i numeri per programmare, poi li chiedono a me, poi li chiedono alla regione, e sono gli stessi magari imprenditori che chiedono a me i numeri che loro dovrebbero dare. Questa perché è una situazione, è veramente un cortocircuito pazzesco, perché i primi che dovrebbero dare i numeri sono le aziende. Mettere a disposizione perché in una scatola dove tiriamo fuori il numero globale e basta, e da lì si programma. Ora, con le dichiarazioni obbligatorie questa cosa qui probabilmente decorrerà. Immagino ci vorranno 2 o 3 anni perché vada a regime, sì. Però già abbiamo ottenuto un buon risultato, nel senso che tutti i primi acquirenti ci sono tutti. I primi acquirenti sono le aziende che acquistano il latte dall'allevatore, giusto per, e ci sono più o meno tutti qua dentro, nell'ovicaprino e nel vaccino. Piccoli produttori, ma i piccoli produttori poi alla fine sono quelli che lavorano nel latte aziendale e non rappresentano, diciamo così, non spostano tanto la situazione, è un falso problema. I caseifici aziendali sono un falso problema. Bene, chiudo qui dicendo perché abbiamo messo questo ventaglio di pubblicazioni che l'agenzia ha fatto negli anni, soprattutto quando si lavora di valorizzazione. Quando si lavora di valorizzazione dei territori bisogna capire da dove arriviamo. Bisogna avere praticamente la consapevolezza che siamo praticamente primi in Italia, che in alcuni casi praticamente bisogna anche ribadirlo e anche capire che abbiamo una storia, avere la consapevolezza della storia che abbiamo da vendere, cioè non piangerci troppo addosso, anzi, come diciamo a Sassari, parti di testa, parti prima, cioè devi essere, sì, devi avere praticamente lo slancio, la garra, Bene, grazie dell'attenzione. Grazie.